Massacro di botte, la compagna e l'amica di lei, 37enne arrestato dai carabinieri a Treviso per tentato omicidio. Aveva anche rubato loro i cellulari perché non chiedessero aiuto. La fidanzata è in gravissime condizioni. All'indomani della manifestazione a Mestre, i carabinieri hanno identificato e denunciato le due donne che hanno insultato e aggredito la giovane bengalese strappandole il velo. A Rovigo la prima manifestazione organizzata contro le trivelle in Alto Adriatico, diverse le associazioni ambientaliste presenti, i manifestanti hanno chiesto e ottenuto un incontro in prefettura. Dal Veneto la prima proposta di legge popolare per regolamentare il suicidio medicalmente assistito. La mobilitazione della cellula Coscioni partirà mercoledì da Palazzo Ferrofini. Congressi provinciali Lega, i primi a Verona e Padova con le vittorie dei candidati salviniani. A Padova la soddisfazione di Stefani e Bitonci, ora a ricompattare il partito, ma marcato da re attaccano strani quei 50 nuovi iscritti in pochi giorni. Dopo la retromarcia del governo sul tetto dei pagamenti con il POS, l'App Padova prepara una contromossa invitando con un cartello i clienti a evitare il pagamento elettronico per piccoli importi. È ufficiale, riapriranno giovedì gli impianti di risalita di Marmolada SRL che gestisce le 3 funivie che da Malgacciapelle portano a Punta Rocca sul versante veneto del massiccio. Grande festa all'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove sono atterrate le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano dopo la vittoria del mondiale per club. Ad attenderle un gruppo di tifosi giallo-blu. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale del Veneto. Questi dunque i titoli, ma subito rilanciamo, come abbiamo fatto nella nostra prima edizione, il sondaggio di questa sera che come ogni lunedì e come ogni martedì avrà il suo esito durante Ring, la trasmissione dalle 21:15 condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. Il tema è quello del POS, dei pagamenti POS liberati perché è saltato il tetto dell'obbligo dei 60 euro. Per voi è giusto? 0422 162 6691. Se per voi invece non è giusto questa decisione, questa retromarcia, così è stata definita, del governo, 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato perché la vostra scelta verrà registrata nel momento stesso in cui scegliete una delle due opzioni che vedete in sovraimpressione. È un tema che affronteremo nel corso del nostro telegiornale, l'abbiamo fatto anche in prima edizione sentendo i commercianti di Padova. Intanto però c'è la cronaca ci porta nella Marca trevigiana. A Treviso ha picchiato selvaggiamente la compagna facendola finire in ospedale in gravissime condizioni e botte anche all'amica della fidanzata, un 37enne arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Aggredita brutalmente dal compagno che l'ha presa a calci colpendola al volto, al torace e alle gambe, ma la furia dell'uomo non ha risparmiato nemmeno l'amica della fidanzata ospite in quel momento in casa. È accaduto ieri mattina in un appartamento in via d'Osturzo a Treviso. Le due amiche, italiana l'inquilina, colombiana l'altra, dopo aver trascorso la nottata in un locale cittadino, erano andate a riposarsi nell'appartamento. Qui le ha raggiunte il fidanzato dell'italiana, 37 anni, dominicano, domiciliato a Preganziol. Per ragione ancora in corso di accertamento, l'uomo, dopo essersi impossessato dei cellulari delle donne, presumibilmente per impedire loro di chiedere aiuto, si è avventato sulla compagna picchiandola selvaggiamente. Botte, sia pure in maniera meno violenta, anche all'amica colombiana che è riuscita a chiedere aiuto ad un vicino di casa. Subito sono stati allertati i carabinieri e il 118, mentre l'aggressore faceva perdere le proprie tracce. La fidanzata, picchiata con inaudita violenza, è stata trasportata all'ospedale dove, vista la gravità delle lesioni riportate, è stata anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri si sono messi alla ricerca dell'aggressore, che è stato rintracciato poco dopo ed arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e rapina aggravata. Sconcerto tra i parenti della donna che raccontano di una relazione burrascosa anche se non violenta fino a ieri. Che litigavano spesso, venivano su da me in lacrime e io, piuttosto di dirgli mettergli una mano sulla spalla e dirgli lascialo, dirgli che non lo vuoi più, ecco tutto. Lei aveva già paura, aveva già timore e veniva infatti da me a dirmi che potevo cambiare la porta, i serramenti della porta, ecco. E io ho detto sì, ok, te lo cambio, però dopo che io avevo detto se succede qualcosa o viene da te mi chiami a me, io ho detto, però non è stato così. Sono rimasta malissimo quando ho scoperto quello che lui gli ha fatto, quello che era successo, perché comunque noi l'avevamo avvisata di non andare via, di lasciarlo perdere, di farsi la sua vita e di dimenticarsi di lui, ecco. Il 37enne è ora rinchiuso nel carcere di Santa Bona in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.
A Mestre invece, all'indomani della manifestazione che c'è stata in centro per Sanuara, i carabinieri hanno identificato e denunciato le 2 donne che hanno insultato e aggredito la giovane donna bengalese strappandole il velo. I carabinieri di Mestre e Marghera sono riusciti ad identificare e rintracciare le 2 donne che lo scorso 7 dicembre avrebbero aggredito Sanuara, la donna di origine bengalese, mamma di 2 bambini, perché indossava il velo che le copriva integralmente il volto. Si tratta di una 33enne e una 49enne italiane. I militari hanno accertato che mentre entrambe avrebbero offeso la donna verbalmente, solo una di loro l'avrebbe invece aggredita fisicamente strappandole il velo. Era stata proprio Sanuara a recarsi dai carabinieri per denunciare il fatto, per cui sono immediatamente scattate le indagini che hanno portato all'identificazione delle 2 con la conseguente denuncia. Questo proprio all'indomani della manifestazione contro il razzismo organizzata dalla comunità bengalese, svoltasi a Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in piazzetta Coin per il comizio finale. La comunità del Bangladesh, che a Venezia conta dagli 8 ai 10.000 cittadini, è voluta scendere in piazza per difendere le donne che indossano il velo, come il niqab, e invitare anche gli italiani a non chiudere gli occhi contro episodi di violenza gratuita come quello subito da Sanuara, in prima fila insieme ad altre donne. La sicurezza stradale, o meglio l'insicurezza stradale, si aggrava. Il quadro a carico del 30enne trevigiano che a Quinto ha tamponato il 44enne Livio Babetto di Noale, poi travolto e ucciso da un'altra vettura. Di ritorno da una festa, ha prima tamponato l'auto con a bordo Livio Babetto, poi un centinaio di metri più in là si è schiantato una seconda volta contro una rotatoria, sradicando alcuni cartelli. Infine ha raggiunto la casa di un amico, nei pressi della quale ha parcheggiato la macchina vistosamente danneggiata e dove 4 ore dopo il sinistro, costato la vita a Quinto al 44enne autotrasportatore di Noale, è stato raggiunto dagli agenti della polizia stradale ed è risultato avere nel sangue un tasso di alcol doppio rispetto al consentito. È un quadro che si aggrava, quello a carico del 30enne trevigiano accusato di aver innescato la tragica sequenza di eventi che ha portato alla morte di Babetto. Tamponato, finito nel fossato e quindi risalito in strada, è stato travolto e ucciso da una terza vettura condotta da una 25enne veneziana, negativa invece all'alcol test. La ragazza è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Che l'accusa possa essere estesa in concorso anche al 30enne, rintracciato grazie ai frammenti di carrozzeria rimasti sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, rimane per ora solo un'ipotesi teorica su cui la procura sta riflettendo. I funerali di Babetto non sono stati ancora fissati, si attende il nulla osta del magistrato, mentre l'esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita attraverso una perizia cinematica cui spetterà di attribuire a ciascuno le rispettive responsabilità. A proposito di sicurezza stradale, una nota importante della Giunta regionale: con un decreto firmato dal Presidente del Consiglio Meloni è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per il traffico e la mobilità lungo la A4 nella tratta tra Quarto Altino e Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. Ne ha reso noto il Presidente Luca Zaia. È una buona notizia, commenta, che consente di continuare a fare il possibile per risolvere problemi che nel tratto che coinvolge il Veneto sono quotidiani e spesso causa di gravi incidenti. Intanto è previsto, lo sappiamo, per mercoledì un incontro a Roma tra la conferenza dei sindaci del Veneto orientale e il Presidente Mattarella per discutere della terza corsia e del cosiddetto tratto maledetto che tante vittime purtroppo ha causato anche negli ultimi tempi. Dal veneziano alla Polesine andiamo a Rovigo. Con la prima manifestazione organizzata c'erano sindaci, rappresentanti di associazioni e ambientalisti contro le trivellazioni in Polesine in Alto Adriatico. Vediamo com'è andata. Abbiamo già pagato come Polesine la subsidenza dell'abbassamento dei terreni con le estrazioni di metano. E adesso se ricominciano noi andiamo a fondo. La manifestazione prima davanti alla prefettura con slogan e striscioni, associazioni e politica insieme, poi l'incontro con il prefetto di Rovigo Clemente D'Inunzio per consegnare un documento contenente le motivazioni a sostegno del no trivelle, redatte dall'avvocato ambientalista Matteo Cerutti. Siamo qui a manifestare per questo progetto che ancora si ventila qui da noi al Polesine e del quale siamo fermamente contrari, non per ideologia ma per i fatti, cioè il territorio si è abbassato a concausa
dell'estrazione del gas metano, quindi non vogliamo assolutamente che ciò si ripresenti. La linea, non crediamo ci sia la necessità di far intervenire comitati tecnico-scientifici o quant'altro, perché è sotto gli occhi di tutti. Una protesta civica a cui hanno preso parte, oltre ai comitati, anche il WWF, Italia Nostra, Unione Popolare e la CIA. Però effettivamente non siamo disposti a lasciare nemmeno un centimetro del nostro territorio per quelli che possono essere interessi occulti oppure interessi di qualche, diciamo così, di qualche interessato. La prima protesta organizzata, a cui promettono ne seguiranno altre. Chiedono i comitati una posizione più netta da parte della Regione Veneto, che ha aperto all'approfondimento tecnico-scientifico voluto dal Ministero. Emerge dagli esponenti della Lega che c'è un Veneto del Nord e un Veneto del Sud. Se noi vediamo gli investimenti fatti in termini viabilistici, se noi vediamo gli investimenti fatti in termini infrastrutturali, scopriamo che il Veneto si ferma a Venezia. E a Venezia ci sarà mercoledì, partirà a Venezia, a Palazzo Ferrofini, la mobilitazione. Parliamo dell'associazione Luca Coscioni e una mobilitazione che riguarda la possibilità di raccogliere le firme per regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Il Veneto sarà la prima regione italiana in cui ci sarà questa possibilità con la proposta di legge popolare. Con 59.088 firme su 1.239.000, il Veneto fu la quinta regione in Italia a spingere con forza per modificare parzialmente l'articolo 579 del Codice Penale che disciplina l'omicidio del consenziente. Era la battaglia a favore dell'eutanasia legale. Ora il Veneto apre le porte ad un'altra battaglia sempre in favore dei diritti civili, quella del suicidio medicalmente assistito. Sarà infatti la prima regione in Italia in cui sarà possibile raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Noi chiediamo appunto che si possano rispettare, nell'ambito ovviamente di quelle che sono le competenze del sistema sanitario regionale, tempi e modalità per chi fa richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito, come già possibile appunto in Italia grazie alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. In particolare sappiamo che tempi e procedure sono un elemento fondamentale per chi si ritrova a vivere in una situazione appunto di difficoltà e di malattia. La proposta, nata in seno all'associazione Luca Coscioni, di cui Marta Perrone è referente veneto, punta ad accelerare e definire una volta per tutte i tempi e le procedure che servono per riconoscere le sofferenze indicibili e non sopportabili e consentire così il suicidio medicalmente assistito, quello che con la sua lunga battaglia personale fu concesso a Stefano Geller dall'ULSS 7 Pedemontana. Noi ringraziamo Stefano Geller per aver voluto anche rendere pubblica la sua lotta, la sua battaglia, ma ci sono tantissimi altre persone come Stefano Geller che non hanno le forze, ma hanno giustamente anche il diritto di non esporsi così pubblicamente, ma al tempo stesso meritano i riconoscimenti dei loro diritti. Mercoledì 21 il primo atto, la proposta di legge e la relazione che l'accompagna saranno depositate a Palazzo Ferrofini. C'è il primo step che è quello del deposito, poi si parte con la raccolta firme di 7.000 firme di cittadini residenti in Veneto, dopodiché appunto come era già successo per la raccolta del referendum, tutte queste firme dovranno essere raccolte in presenza di autenticatori, quindi è un processo certificato, ecco, su cui garantiamo l'assoluta anche serietà. La politica adesso, la politica con i congressi della Lega sono arrivati, i primi come sappiamo a Verona e Padova, a gennaio gli altri a partire da quello molto atteso di Treviso, la vittoria di Paolo Borchia a Verona come segretario provinciale, l'europarlamentare vicino al presidente della Camera Lorenzo Fontana, e poi a Padova la vittoria di Nicola Pettenuzzo salviniano, e dunque la vittoria dei salviniani soprattutto a Padova, che però non spegne i malumori perché ci sono anche delle critiche alla votazione stessa. Prima però riavvolgiamo il nastro e vediamo il momento della sua elezione. Salvi i ricontrolli del caso con 3 schede nulle, 2 schede bianche, 380 voti Michele Giraldo, 419 voti Nicola Pettenuzzo.
I voti ricontati in tarda serata hanno poi cristallizzato il risultato a 390 voti per Michele Giraldo, sindaco di Brugine, espressione dell'ala filo Roberto Marcato della Lega, e 419 voti per Nicola Pettenuzzo, primo cittadino di San Giorgio in Bosco, il candidato sostenuto dal gruppo dei parlamentari padovani Ostellari, Bitonci e Stefani. La Lega Padovana ha scelto il nuovo segretario provinciale e così, come era stato per la segreteria cittadina con l'elezione di Federica Pietrogrande, ancora una volta quella che viene ritenuta la parte salviniana del Carroccio conquista la carica. Un congresso dai toni accesi, quello di ieri allo Sheraton, molti interventi e uno scrutinio voto a voto. Il risultato conferma le due anime leghiste, quella della cosiddetta base e quella dei politici. Nicola Pettenuzzo, nuovo segretario provinciale, le dovrà riunire. Io e Michele, insomma, siamo due sindaci che forse attraverso il loro lavoro sono stati apprezzati dal nostro partito e quindi è giusto così, insomma, è stata una bella sfida importante, adesso c'è tanto da lavorare per riuscire a riunire questo importante partito a livello provinciale. A chi diceva che l'altro candidato rappresentava la base, cosa risponde? Che forse la base ha risposto in ugual misura sia per me sia per lui. Lo sfidante Michele Giraldo, che ha perso per soli 29 voti, parla comunque di un risultato positivo da cui ripartire per riunificare il partito. Abbiamo vinto perché in meno di 5 giorni abbiamo portato a casa un risultato straordinario. Io credo che adesso per Nicola ci sarà un momento di riflessione, di trovare la quadra. Gli auguro il miglior lavoro perché considero che dobbiamo fare il bene per la Lega. Lo dicevamo, due tipi di reazioni, la soddisfazione di Stefani e Bitonci da una parte e dall'altra l'attacco di Darè e Marcato. Credo sia un risultato importante che dia anche solidità alla sua squadra, al suo direttivo e che soprattutto sia importante per ripartire senza beghe, senza polemiche, ma per i risultati che la nostra gente richiede e che i nostri cittadini richiedono. Questo è quello di cui ci dobbiamo occupare. La Lega Padovana ha ora il compito di riunirsi e affrontare la prossima sfida che segnerà completamente il futuro del partito, ovvero la scelta tra 2 mesi del nuovo segretario nazionale veneto, ruolo che ora ricopre come commissario l'onorevole Alberto Stefani. Le settimane precedenti il congresso provinciale erano state caratterizzate dalle polemiche tra gli amministratori locali leghisti e l'ala salviniana che aveva sostenuto il nuovo segretario Nicola Pettenuzzo. Un risultato eccezionale invece per Nicola Pettenuzzo, perché c'è qualcuno che per settimane ha detto che aveva tutti i voti della base contro questa oligarchia che hanno inventato a livello giornalistico, invece alla fine la maggioranza dei militanti hanno votato Nicola Pettenuzzo, quindi una candidatura che è nata dalla vera base. Il fronte che sosteneva invece Michele Giraldo ha richiesto ieri sera un riconteggio dei voti per verificare le corrispondenze tra firme e schede. Alla fine il distacco è stato di appena 29 voti. Il risultato padovano è stato contestato dall'europarlamentare Tony Darè. Mi dicono che da Padova abbiano fatto 50 militanti l'ultima settimana, quindi il congresso è stato vinto per 29 voti dai salviniani, tanto per dire in maniera molto chiara, e questo ha creato ancora più irritazione e ancora più divisione su quelle che sono le due fazioni. Ora tutto si gioca per la segreteria regionale con Roberto Marcato che contende il ruolo attualmente di Stefani. Marcato che ieri in tarda serata era stato a sua volta critico sul voto della giornata. Resta la domanda: se non ci fossero state i 50 militanti passati nelle ultime ore, se il risultato sarebbe stato lo stesso. Dopodiché, l'ho sempre detto, vinca l'uno, vinca l'altro, non c'è nessun problema, però sarebbe stato bello poter fare una campagna elettorale alla pari, cosa che non è stata. Che periodo si apre adesso per la Lega? Io spero che si apra finalmente un periodo di confronto dove non ci siano più le scelte pilotate dall'alto. Ci sarà un segretario, ci sarà un direttivo dove si potrà discutere finalmente, dove i militanti sapranno tutto quello che accade. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta.
Rieccoci in diretta, parliamo del POS. Allora il tema del nostro sondaggio, come vedete, pagamenti POS liberi, salta il tetto giusto, quelle le due opzioni per poter scegliere e poi l'esito come sempre a ring. L'abbiamo chiesto al segretario dell'APPE di Padova, dei pubblici esercizi di Padova. Ebbene, gli esercenti di Padova rilanciano con una contromossa invitando i clienti a evitare il pagamento elettronico per piccoli importi. Lo fanno anche con un cartello. Purtroppo è stata tolta una delle norme che più interessavano i pubblici esercizi, cioè eliminare l'obbligo di accettare i pagamenti POS sotto una certa soglia. Non nega la delusione Filippo Segato, segretario provinciale dell'Associazione Pubblici Esercizi di Padova. Il governo esce sconfitto dal dialogo con l'Europa e prova a dare un contentino che i commercianti attendono con ansia. Normative europee hanno portato il governo a fare una retromarcia su questo argomento, anche se il ministro ha già dichiarato, il ministro Giorgetti, che saranno comunque introdotti dei crediti d'imposta per andare ad abbattere quelli che sono i costi delle commissioni per l'accettazione di pagamenti elettronici, soprattutto per le microtransazioni di importo basso. Non solo problemi di costi, ribadisce Filippo Segato. Ad esempio l'aumento delle colazioni al mattino o delle pause pranzo a mezzogiorno, ecco, questo crea dei disservizi nei confronti della clientela che si trova in coda ad aspettare il proprio turno, mentre le persone davanti stanno pagando, chi col telefonino, chi col buono pasto elettronico, chi con l'orologio, chi con il bancomat o la carta di credito. Per questo l'Associazione Pubblici Esercizi sta preparando un cartello da mettere in bar e ristoranti con un appello ai clienti. Chiediamo ai consumatori di voler continuare a pagare in contanti le microtransazioni, quindi per importi fino ai 10-15 euro, che sia preferito appunto il pagamento con banconote o monetine. Attesa finita per gli impianti della Marmolada sul versante veneto, riapriranno giovedì prossimo. L'avvio della stagione questa volta è ufficiale, giovedì dunque 22 dicembre, grazie alle nevicate degli ultimi giorni, la temperatura e al lavoro degli operatori, il Natale del comprensore dell'Alto Agordino si può dire salvo, e a partire non saranno soltanto gli impianti di risalita, dal 22 dicembre sarà aperto anche il Museo della Grande Guerra che si sviluppa a 3.000 metri di quota, e poi sempre in serata la mostra di Fabio Vettori, Formiche in Marmolada. Ritornerà inoltre la possibilità di assistere al sorgere del sole dell'esclusiva terrazza panoramica di Punta Rocca. Dunque il ritorno, la riapertura anche del versante veneto della Marmolada attesissima è per giovedì, da una festa, dall'ottimismo a una festa, quella all'aeroporto Marco Polo di Tessera in giornata, dove sono atterrate le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano di rientro dalla Turchia, dove ieri, l'abbiamo raccontato nel nostro telegiornale, hanno conquistato il mondiale per club contro l'eterna avversaria, il Vafikbak Istanbul, dove ora milita l'ex Paola Egonu. Queste le immagini dell'arrivo a Tessera, e come sempre un gruppo di tifosi gialloblu ha atteso le Pantere capitanate da Joanna Voloz. Grande dunque l'entusiasmo per l'ennesimo trofeo, importantissimo peraltro, la seconda trofeo del mondiale per club dopo quello conquistato nel 2019 e peraltro contro l'ex Paola lunedì. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Alta pressione con tempo in genere stabile, tuttavia il sole sarà alquanto latitante. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 20 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà in prevalenza nuvoloso o coperto, di mattina anche nebbioso con frequenti foschie in pianura e nelle vallate alpine. Maggiori schiarite invece saranno possibili in montagna. Temperature stazionarie, minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 3 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso con nubi basse e foschie. Sui monti qualche parentesi soleggiata, gelate notturne a fondovalle e localmente anche in pianura. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime sui 5-9 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà parzialmente soleggiato, specie sui settori di confine, ma avremo comunque un'alternanza di schiarite e di annuvolamenti nel corso della giornata. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.